Buonasera e benvenuti amici di Fanner, Daniele Rutolini che vi parla dal circolo sportivo di Parco dei Medici. È big match per la nona giornata della Roma Sud Champions, si affrontano Sampdoria e Bayern Monaco. Si parte con il calcio d'inizio e subito il primo tiro in porta che finisce abbondantemente alto dalla porta difesa da Scalibastri. Ripartirà il Bayern Monaco con una rimessa in gioco, pallone manovrato per la retroguardia Bayern Monaco sotto la nostra postazione, pallone recuperato tanto per un istante, ecco ancora sotto la nostra postazione, perde una brutta palla il Bayern Monaco e ci sarà rimessa laterali. Riparte la Samp con il numero 3, palla al numero 10, trova un buon pertugio, poi spazza via la difesa del Bayern Monaco, riparte Mirko Kerki, palla sulla destra, il cross in mezzo, preda della retroguardia sampdoriana, oggi in maglia gialla, da Miceli, palla alla difesa. Uno sguardo in avanti, c'è il movimento di Angeletti, non viene servito. Ci sono molte idee adesso in campo, squadre molto compatte. Ecco il pallone a Valentini. 1-2, ancora Valentini, piede sinistro. Ci pensa su e si serve il proprio portiere Palagiano, che rinvia molto lungo. Bayern Monaco che riconquista il pallone, c'è un fallo su D'Agostino, si ripartirà con un calcio di punizione. Quindi fallo su D'Agostino, calcio di punizione per il Bayern Monaco, è proprio D'Agostino con il pallone tra i piedi, si riparte da dietro. Non tantissimo movimento in questo inizio artistico, il pallone per Mirante, il primo tiro in porta del Bayern Monaco, la palla che finisce a lato. Si ripartirà con il pallone manuato da Palagiano. Ecco Valentini, piede sinistro, sbaglia tutto Valentini, pressato, la rimessa laterale per D'Agostino. Il servizio è per Artistico, pallone incollato tra i piedi per lui, poi viene raddoppiato e perde il pallone, riparte la Sampdoria proprio con Valentini che può caricare il suo tiro, vediamo se lo fa, il tiro deviato, calcio d'angolo, primo corner per la Sampdoria quando siamo giunti al terzo minuto di gioco. Soltanto un uomo in area di rigore per la Samp, pallone impresa sicura per Scalibrasti, lancio lunghissimo per Artistico che protegge la sfera, sempre Artistico, piede sinistro, steso, calcio di punizione per il Bayern Monaco. Ottima azione personale per Artistico, il fallo su di lui, quindi ci sarà calcio piazzato per il numero 10 in maglia rossa e bianca. Quasi tutto pronto per l'esecuzione di Artistico. 3 uomini in barriera. Parte Artistico con il sinistro. Palla che sfiora la traversa e finisce fuori. Palagiano rimetterà il pallone in gioco. Pallone per il capitano sampdoriano Rossetti. Poi il pallone recuperato dal Bayern Monaco. Vediamo se trasformano l'azione da difensiva in offensiva. Ora è Merlonghi, il numero 8. Poi il calcio in porta e la parata di Palagiano in calcio d'angolo. Ancora Bayern Monaco in attacco. Corner per Artistico, il cross in mezzo, spazza via Rossetti. Poi Mirante, contropiede soltanto per un istante
della Sampdoria con Miceli, ancora Miceli, gioco di gambe di Miceli, larga sulla destra Miceli, serve un compagno, sempre Miceli, ora è Rossetti, poi Miceli, pallone adesso per Conciattori, D'Agostino legge la traiettoria e ruba il pallone e lo allarga per Cherchi, Cherchi 1 contro 1, ancora Cherchi, entra in area di rigore Cherchi, perde l'ultimo contrasto, è molto bravo Rossetti che recupera il pallone, poi lancio in profondità, Mirante capisce tutto, poi Merlonghi, D'Agostino e palla Scalibastri, Mirante, piede sinistro, sempre per Scalibastri, il rinvio molto profondo, non ci può arrivare Artistico, rimessa laterale per la Sampdoria con Venditelli, Rossetti, ora è out destro, c'è Valentini che si propone, vediamo se viene servito, è così, Valentini, dotato di un gran calcio, Miceli, Angelletti, poi Rossetti direttamente in fallo laterale, la rimessa per Artistico, subito Artistico, il pallone verso Cherchi anticipato, poi c'è un contrasto, palla che si impenna, Cherchi di testa, Artistico, vediamo se riesce a mantenerla in campo, non è così, si ripartirà con una rimessa laterale e pallone per Baldacci, Baldacci out sinistro, sale forte l'esterno sinistro della Sampdoria che calcia in porta, Venditelli, tiro debole a lato, Conti, testa alta, sbaglia però Conti, attenzione perché è tutto solo l'attaccante della Sampdoria, Scalibastri è super e poi il tiro al lato di Angelletti, grande occasione per la Samp, è stato bravissimo Scalibastri sul primo intervento, poi Angelletti si è ritrovato il pallone tra i piedi, ha calciato al lato, Conti, Artistico per Mirante che può calciare, il tiro di Mirante, la parata di Palagiano e poi arriva D'Agostino che cicca l'intervento. Ora la Samp, Rossetti, Valentini, Rossetti, poi Miceli, ancora Miceli, allarga tutto sulla destra, buono lo stop, poi prova a convergere, il pallone per Valentini, uno sguardo verso la porta, il tiro di sinistra, una deviazione, il pallone che rimane in area di rigore, si ripartirà con un rinvio per il Bayern Monaco. Il cross in mezzo, spazza via Venditelli, Angelletti molto bravo a proteggere la sfera, prova a soffiargli la palla Merlonghi, 1-2 adesso per la Samp, Valentini guarda la porta, Scalibastri, ancora lui, dice di no. Miceli, pallone in area di rigore, attraversa tutta l'area di rigore e finisce fuori dalla parte opposta dalla porta difesa dal numero 12 Scalibastri, che andrà alla rimessa in gioco e serve Conti. Conti, uno sguardo in avanti, il lancio verso Artistico di testa, la palla che accarezza la traversa. E ora è Valentini, Angelletti, Miceli, ancora Valentini, tutto di prima, gioca bene la Samp, pallone in profondità da Agostino, in qualche modo riconquista il pallone Conti, lo allarga con l'esterno, Artistico di prima, verso Cherchi, anticipato, allora Valentini, tanta qualità in campo da tutte e due le squadre, palla sull'out destro e pallone per Valentini. Merlonghi intercetta tutto, ancora Merlonghi, un numero, prova a tirare in porta, tiro debole e centrale. La parata di Palagiano, rinvio di Palagiano,
Provano a contendersi questo pallone Conti e Angelletti. Alla meglio Conti, poi Scalibastri, rinvia profondo, Artistico. Protegge la sfera, la scarica D'Agostino che sale forte come un treno. D'Agostino entra in area, ma viene steso poco prima di entrare in area di rigore. Ci sarà calcio di punizione per il Bayern Monaco. Grande azione di D'Agostino sulla fascia. Ci sono Mirante e Artistico sulla sfera. Ultime disposizioni, vediamo chi calcerà in porta. Si allontana Artistico, no, rimane in zona. Ci sarà forse il tocco di Mirante per Artistico. 3 uomini in barriera. Scalda il piede Artistico. Tira in porta la deviazione, rimessa laterale. Rimessa in gioco, Merlonghi non controlla. Riparte la Samp. Parte forte ora la Samp, attenzione perché tira in porta il numero 7 Baldacci. Pallone che non impensierisce Scalibastri. Allora si riparte da D'Agostino. 11° minuto di gioco. Rimessa laterale per la Sampdoria con Rossetti. Il capitano serve sulla destra Venditelli. Ora Valentini. Valentini prova poi con il tacco il numero 10 Miceli, riconquista il pallone il Bayern Monaco. Cherchi tira in porta con il destro, pallone a 1 metro dalla porta difesa da Palagiano. Siamo alla metà esatta di questo primo tempo, non ci sono stati gol finora. Si riparte con il rinvio di Palagiano, pallone che spiove dalle parti di Miceli, che non ci può arrivare. Ancora rimessa in gioco per il Bayern Monaco con Conti, con il tacco per Scalibastri. Pallone intercettato, lo riconquista la Sampdoria. Angelletti, il cross in mezzo, bravissimo Conti. Poi uno sguardo in avanti, Conti, lancio profondissimo per Artistico che non ci può arrivare. Buona l'idea, non l'esecuzione. Andrà Palagiano allora con il vio profondo. Pallone ora per Conti. Da Conti a Cherchi che non controlla. Rimessa laterale per la Sampdoria. Venditelli. Palla a Valentini. Ora è Miceli. Venditelli mantiene il pallone in campo. Ecco il pallone sull'out sinistro per il cross in mezzo proprio di Venditelli. Poi c'è un contatto, perde il pallone D'Agostino. Lo riconquista Valentini. Conti aspetta l'uscita di Scalibastri. Poi ci pensa lui, prova a spazzare via. Gioco di prestigio di Conti molto elegante. Serve Merlonghi che allarga tutto per Cherchi. Prova l'1-2 con Artistico che non gli restituisce il pallone. Viene steso. Tutto regolare però. Allora pallone per Miceli. Pallone finisce in out per permettere di recuperare la propria posizione ad Artistico che era rimasto a terra. Nulla di grave per Artistico che si rialza, fortunatamente si ripartirà con una rimessa laterale per il Bayern Monaco. Ecco la rimessa per il Bayern Monaco che restituisce molto sportivamente il pallone alla Sampdoria.
Pallone out destro per la Samp, Valentini. Miceli combatte contro Cerro, appena entrato. Siamo sempre sull'out destro, c'è una sovrapposizione, il cross direttamente sul fondo da parte di Concettori. Ci sarà time out in campo sul risultato di 0-0. Siamo calmi, manteniamo la posizione. Il movimento, lo so, è difficile, ma è difficile. A volte, ma sai perché te lo dico? Perché a volte tu vieni là, gli lasci l'uomo, guarda che poi cazzo dopo. Come nostra. Si riparte con il pallone tra i piedi di Scalibastri. Remia, entrato anche lui in campo, artistico, fa la sponda per Cerro, viene anticipato però il numero 7 e riparte la Sampdoria. Da Venditelli a Rossetti, ora Valentini. La gioca e la perde però la Sampdoria, artistico in area di rigore per Cerro, il pallonetto, la palla che finisce sul fondo. Che occasione per il Bayer. Allora Rossetti, pallone recuperato ancora da Artistico. Artistico prova un numero, perde la sfera, la riconquista molto bene Remia. Sotto la nostra postazione ci sarà rimessa con le mani e pallone per Merlonghi. Allontana il neo entrato Forlini, intanto c'è un contatto con il braccio e quindi calcio di punizione molto pericoloso per il Bayern Monaco. Ci sono le proteste dei calciatori della Sampdoria. Sul pallone il pericolo pubblico numero 1 Artistico con il numero 10. Vuole 4 uomini in barriera Palagiano. Quasi tutto pronto per l'esecuzione di Artistico. C'è anche Conti, parte infatti Conti. A sorpresa, voleva tentare uno schema. Pallone anticipato e messo in fallo laterale. Rimesso subito in gioco. Sempre Conti, molto elegante. Poi Cerro provava un pertugio, non è così. Rimessa laterale per Remia. Ecco Cerro. Di prima in area di rigore Artistico, la rovesciata di Artistico, la super parata di Palagiano. Che gesto tecnico di Artistico, grande risposta però di Palagiano, il cross in mezzo, Conti tutto solo, sbuccia il pallone con la testa, poi Remia rimette in mezzo, Palagiano la blocca e la fa sua. Primo tempo di grandissima intensità al centro sportivo Parco dei Medici. Ora il pallone è per Valentini. Rossetti. Il pressing alto adesso viene eluso dalla manovra della Samp con Valentini. Sempre Valentini. Trova sulla destra molto bene la traversa. Che occasione per la Samp con Baldacci. Traversa piena. Rimessa poi per Remia. Ancora Remia, si trascina il pallone fuori, rimessa laterale per la Samp con Miceli,
Recupera però il pallone adesso il Bayern Monaco soltanto per un istante. Venditelli, si riparte da dietro con Conciattori. Poi Valentini, ha toccato 1 milione di palloni già Valentini. Il tentativo di sponda e il pallone che finisce direttamente in rimessa laterale. Scalibastri. Remia in profondità, Cerro, sombrero di Cerro. Il pallone adesso è manovrato da dietro da Conti. Il tocco sotto a servire o a tentare di farlo l'attaccante. Intanto Scalibastri mette il pallone in fallo laterale. È entrato anche Montepaone per il Bayern Monaco. Questa girandola di cambi. Ricordiamo che fa molto caldo questa sera, questo è il primo vero giorno estivo. Intanto il tiro in porta debole, finisce fuori e andrà Scalibastri con il rinvio. Pallone recuperato da Venditelli. Rossetti. Pallone con il sinistro manovrato adesso dalla Samp, che riesce a sfondare centralmente il pallone sull'out destro. Il tiro in porta alto sopra la traversa. Che occasione proprio per Angelletti. Altra grande occasione per la Samp. Primo tempo ricco di occasioni da gol. Nessuna delle due squadre però ha trovato la rete che sblocca il risultato. Conti. Il pallone per Artistico, c'è un contatto Artistico, ha preso posizione, ma c'è calcio di punizione. Proteste di Artistico. E calcio di punizione per la Sampdoria. Rossetti, ecco Rossetti, il numero sulla fascia di Valentini, elegantissimo con il sinistro. Poi c'è un calcio d'angolo a favore della Sampdoria. 23esimo minuto di gioco, il cross, preda di Cerro, poi spazza via Remia, recupera la sfera Conciattori, rimessa laterale però per il Bayern Monaco con Remia. Prova Merlonghi, perde il pallone Merlonghi, lo riconquista Miceli. Palla a Rossetti, una mezza idea di calciare, poi si appoggia ad Angelletti. Ancora Rossetti, Valentini. Valentini troppo lungo forse per Miceli, che si porta il pallone in fallo laterale. Ripartirà con una rimessa in gioco però per la Sampdoria. C'è stata l'ultima deviazione di un calciatore del Bayern Monaco. Pallone recuperato adesso dal Bayern Monaco con Merlonghi, lo apre per Artistico che cicca la sfera, voleva servire di prima Montepaone, non ci è riuscito. Ultimo minuto di gioco del primo tempo con Valentini che manovra la sfera. Recupera il pallone Montepaone. Ecco Montepaone, lo allarga per Cerro. Ancora Cerro. Prova a scatenare il sinistro, poi Merlonghi! La sblocca così! Merlonghi, 1-0 Bayern Monaco. Esecuzione perfetta di Merlonghi, l'ha sbloccata lui con un tiro preciso e potente, nulla ha potuto Palagiano. 1-0 Bayern Monaco. Si riparte con il calcio d'inizio, parte Valentini, palla alta sopra la traversa.
Rimessa laterale. Lancio profondissimo a cercare proprio Artistico, che ha provato un controllo clamoroso, non ci è riuscito. Vediamo, Artistico è andato vicinissimo a un gol da Cineteca in rovesciata, soltanto un grande Palagiano ha impedito il tutto. Intanto finisce il primo tempo, Bayern Monaco 1, Sampdoria 0.